Parcheggi meno cari, rimborsi per chi fa shopping in centro e bus navetta di collegamento sono le proposte pensate dal comune di Chioggia per indorare la pillola della ZTL, bestia nera dei commercianti. Il 28 aprile, tavolo tecnico per discuterne. Ondata di furti a Jesolo Lido. Gli ultimi mesi hanno registrato una serie impressionante di spaccate anche per portar via pochi spiccioli, con danni ingenti a vetrine e infissi. La tensione aumenta, tanto che molti commercianti hanno deciso di dormire dentro i negozi. Cavalli, oche, gatti e galline. È una strana eredità quella toccata al comune di Villorba. Un anziano che viveva solo con i suoi animali è morto senza lasciare testamento. Dopo aver pagato il funerale, il comune deve farsi carico anche delle bestiole, visto che non c'è traccia di parenti. Hacker in azione dalla Siria hanno clonato un'intera collezione Benetton mettendo in vendita i vestiti prima degli originali. L'azienda di Ponzano minimizza, ma il fenomeno della pirateria informatica è in crescita esponenziale. In un anno gli attacchi sono saliti del 250%. Affondare gli avversari a colpi di risate. Maurizio Saia, nuovo centrodestra, ha iniziato la campagna elettorale per la poltrona di Palazzo Moroni affidandosi al vignettista Fred. È nato così Ivo Combina Guai, caricatura dell'attuale sindaco di Padova Ivo Rossi, sprovveduto e tontolone. Niente più multe salate per gli esercenti, ma solo un cartellino giallo. Padova per prima applica una legge regionale sulle piccole inadempienze dei locali, tipo prezzi non esposti, insegne irregolari. Nessun bonus invece in materia di sicurezza alimentare.